Al Polo Universitario di Agrigento una giornata di formazione dedicata al personale della Polizia di Stato. L'appello dell'Associazione Mare Amico al Presidente della Regione Schifani, no alle esercitazioni a Punta Bianca. Sabato scorso convention di Italia Viva ad Agrigento, presenti i deputati nazionali Davide Faraone ed Ettore Rosato. Quello appena trascorso è stato un fine settimana tra degustazioni e musica dal vivo a Cammarate in occasione della sagra della Guasteggia a Facci di Vecchia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di violenza domestica. Al Polo Universitario di Agrigento una giornata di formazione dedicata al personale della Polizia di Stato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta stamani presso il CUPA di Agrigento la giornata conclusiva del corso dedicata alla legge a tutela delle vittime di violenza domestica organizzata dalla Polizia di Stato di Agrigento. Ha portato i saluti il questore di Agrigento, quindi gli interventi di Gallo Carrà Antonella, sociologa e centro violenza telefono aiuto, di Salvatore Cardinale, presidente emerico della Corte d'Appello di Caltanissetta, di Salvatore Vella, procuratore della Repubblica di Agrigento, di Nadia Lumia, ispettore superiore della Polizia di Stato, di Maria Cristina Passadante, psicologa, quindi la Lezio Magistralis del professore Nicola Malizia, docente di scienze criminologiche all'Università Core di Enna. È importante per le forze dell'ordine perché spesso siamo i primi intercettori di questo tipo di situazioni, quando interveniamo per quello che viene descritta magari per una lite in famiglia, oppure arriviamo in ospedale perché ci viene segnalata una persona che arriva con ferite, spesso delle donne, e allora bisogna saper trattare con questi casi, perché non è un caso qualunque, bisogna avere tatto, capacità empatica, psicologica, la capacità di differenziare tra le cose vere e le cose legate alla conflittualità del momento. Tra l'altro interessa tutte le forze dell'ordine, visto che ci sono vari corpi. Certo, interessa tutti noi, perché interessa tutti coloro che fanno questa attività, quindi non solo la Polizia di Stato, e per questo infatti abbiamo allargato anche ai colleghi dell'Arma e delle altre forze di polizia. Questo approfondimento è importante perché spesso si celano degli indizi nascosti e che ci vuole insomma un po' di abilità nello scoprirli, no? Ma al di là di tutto sì, bisogna capire nel primo acchitto, nella situazione anche intrafamiliare, e bisogna saper ascoltare le persone, ripeto ascoltare, piuttosto che farlo male, ascoltare, per capire quanto ci sia di vero e quanto di legato all'emotività del momento. Ecco, un dato statistico, se ce lo può fornire, nella nostra provincia è in aumento, in diminuzione, insomma, le denunce almeno su questo argomento? Guardi, io a queste statistiche credo poco per un motivo semplice, perché fino a qualche tempo fa questo tipo di cose non venivano perseguite. Quindi le statistiche sono in aumento, ma se sono in aumento perché aumentano i fatti, oppure, come penso io, se sono in aumento perché aumenta la fiducia delle persone e la capacità di intercettare queste situazioni da parte nostra, nessuno potrà rispondere. I casi di violenza di genere sono certamente in aumento, sicché richiedono negli operatori e nella comunità una maggiore conoscenza sia sul fenomeno sia sulle cause che possono dar luogo a questo fenomeno. Ecco perché in questo corso si è cercato di affrontare tanti temi, tante tematiche, tutte tuttavia connesse appunto al contrasto al fenomeno della violenza di genere. Le forze dell'ordine in generale sono in prima linea nel combattere il fenomeno della violenza di genere, ma ancora di più della violenza domestica, che a differenza diciamo che è più molto spesso nascosta, celata all'interno delle mura domestiche, per cui questo corso di aggiornamento vuole essere finalizzato all'acquisizione di maggiori conoscenze non solo di criminologia ma anche di criminodinamica e vittimologia, per cui ecco, ritengo che questo sia un comparto molto importante per le forze dell'ordine perché contribuisce al loro aggiornamento. Purtroppo è un fenomeno che diciamo sempre in aumento, no? Come mai?
È un fenomeno in aumento e stiamo arrivando quasi in Italia dal 2000 al 2023, l'ultimo conteggio fatto fino a ieri pomeriggio conta circa 4.000 vittime, quindi ci sono 4.000 donne uccise, siamo nell'ambito del femminicidio, e 4.000 autori, 4.000 assassini che hanno cancellato non solo le donne ma anche le famiglie, i figli, tant'è che il numero di orfani di femminicidio è elevatissimo in Italia. L'approccio dell'operatore sociale, dell'operatore delle forze dell'ordine è cambiato, non è più la donna vittima di reato ma anche la donna fragile, la persona, quindi bisognosa di tante cure, e quindi siamo qua proprio stamattina per fare la somma di tutte le attività che vengono fatte a favore delle donne vittime di violenza. Progetto Parco Olivatino, il questore di Agrigento Emanuele Ricifari ha condiviso l'iniziativa e si farà promotore con le questure d'Italia per coinvolgere tutti gli appartenenti della Polizia di Stato a sottoscrivere ed appoggiare il piano di rinascita di Contrada Gasena, luogo dell'uccisione del magistrato canicattinese Rosario Livatino. Vediamo. La questura come parteciperà al progetto Parco Olivatino? Con una raccolta che cominceremo innanzitutto nei nostri uffici, con una raccolta alla quale partecipa a livello nazionale l'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che è il sindacato maggiormente rappresentativo, quasi il 60% dei dirigenti di polizia, e l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che raggruppa i nostri dipendenti, le loro famiglie e soprattutto gli ex appartenenti che ancora credono negli stessi valori e che spesso ci accompagnano con il loro impegno di volontariato in diverse iniziative. 30 anni dopo le stragi mafiose in Italia, com'è cambiata la mafia? È più debole, vulnerabile secondo lei? La mafia è certamente cambiata, ed è cambiata il modo in cui si attaglia, il modo in cui aggredisce ciò che le interessa, che è essenzialmente il guadagno facile e illecito. Di certo in questi 30 anni si sono fatti passi importantissimi, a volte la spettacolarizzazione, la narrazione che viene fatta induce un po', permettetemi, al pessimismo. Non è così. È stato arrestato l'ultimo dei grandi latitanti qualche mese fa, sono praticamente stati assicurati alla giustizia tutti coloro che parteciparono alla stagione stragista e anche a quella immediatamente successiva. Sono ormai in ginocchio quasi tutte le famiglie che avevano in mano i mandamenti. Questo non significa che non esistano, significa che ci sono ancora, ma la loro forza di imposizione sul territorio si è molto affievolita, e a questo punto credo che tocchi un po' a tutti chiudere gli spazi residui, chiudere le porte, non ascoltare chi promette un guadagno facile anche di fronte a una prospettiva immediata di guadagno, magari perché si hanno problemi di lavoro, ma alla lunga la legalità paga. L'appello di Mariamico al presidente della regione Renato Schifani, no alle esercitazioni a Punta Bianca. Arturo Cantella. Un appello al presidente Schifani che non conceda più l'autorizzazione alle esercitazioni militari a Drasi viene fatto dalle associazioni ambientaliste Mare Vivo e Mare Amico. Il prossimo 31 luglio scadrà la concessione dell'area del poligono di Drasi nell'Agrigentino, che da più di 60 anni viene utilizzata dall'esercito italiano. Le manovre militari in quella zona, oltre che avere inquinato i luoghi, sono in palese contrasto con la vocazione dell'area destinata a diventare riserva naturale. Dal marzo del 22 nel poligono di Drasi non si è sparato più un colpo, probabilmente a seguito degli accertamenti effettuati dal nucleo forestale dei Carabinieri di Agrigento e dall'ARPA Sicilia, che ha scoperto che l'area risultava inquinata da metalli pesanti. Successivamente, nell'ottobre del 2022, l'esercito ha tentato di riprendere le esercitazioni, che sono state impedite dalla dura opposizione degli agrigentini, che hanno organizzato un sit-in permanente all'entrata dell'area.
Questa protesta aveva convinto l'esercito a cercare altri luoghi idonei in Sicilia dove svolgere le esercitazioni militari. Nei giorni scorsi abbiamo avuto notizia che è stato siglato un protocollo d'intesa con i sindaci dei comuni di Gangi, Sperlinga e Nicosia al fine di utilizzare un'ampia area nei loro territori, quindi non si capisce il motivo di voler chiedere una proroga della concessione nell'area di Drasi, tenuto conto che l'esercito dispone già di un'area idonea alle esercitazioni. È proprio per questo motivo che le associazioni ambientaliste Mare Vivo e Mare Amico hanno chiesto, come prevede la legge, di essere auditi dal Comitato Paritetico per le servitù militari per poter esporre le problematiche di tipo socio-ambientali, paesaggistiche ed economiche generate dalle esercitazioni militari a Punta Bianca, per chiedere che esse vengano sospese per sempre e non venga rinnovato l'uso del poligono dell'area di Drasi a conclusione del piano quinquennale delle servitù militari. Questo è l'appello che viene fatto dalle associazioni Mare Amico e Mare Vivo al Presidente della Regione siciliana Schifani. Sabato scorso, 20 maggio, convention politica di Italia Viva intitolata Riformisti ad Agrigento, presenti i deputati nazionali Davide Faraone ed Ettore Rosato ed i coordinatori provinciali Cristina Scaccia e Michele Termini. Ci sono le interviste del nostro direttore Arturo Cantella. Michele Termini, oggi ad Agrigento continua il tour di Italia Viva. Tu sei all'interno della coalizione politica, ecco, con quali obiettivi? Noi intanto oggi abbiamo avuto qua il Presidente Rosato che ha garantito il suo impegno per Agrigento Capitale della Cultura 2025. Assieme al Sindaco si è messo a disposizione per tutto quello che la nostra parte politica può fare a livello romano, perché come diceva il Sindaco la Capitale della Cultura può essere una grande opportunità, ma può essere anche, se non ci sappiamo lavorare bene, una grande sconfitta per la nostra realtà. Quindi ci dobbiamo impegnare tutti insieme, le forze politiche non si possono dividere su questo, dobbiamo fare fronte comune, perché uno che è riformista significa fare le cose, non significa criticare chi e poi non fare nulla. Quindi oggi noi invece vogliamo anche lasciare andare un messaggio forte, che noi come riformisti siamo aperti, siamo nelle condizioni di aggregare tante altre forze politiche regionali a cui noi ci facciamo riferimento, però diciamo una cosa, per noi siamo contro i populisti e contro i sovranisti, quindi per noi il nostro obiettivo è la moderazione e la programmazione, perché se noi programmiamo realizziamo. Voglio solo ricordare che l'ultima opera pubblica in questa provincia è stata fatta 20 anni fa con la 640. Oggi abbiamo la capitale della cultura e o diventa un grande cantiere per tutta la provincia o sarà un'occasione persa. Dipenderà da noi, non dipende da altri. Bisogna avere progetti, idee e soprattutto voglia di fare e non critiche soltanto per divisioni politiche. Ettore Rosato ad Agrigento per un tour elettorale in vista delle diverse competizioni in vari comuni, tra cui anche 14 di Agrigento. Sì, un tour per la competizione elettorale, ma anche un tour per incontrare gli amici amministratori, per ragionare con il sindaco sulla città della cultura, per ragionare con chi ha una grande responsabilità, che è quella di spendere bene le risorse del PNRR. Non perdiamo queste occasioni, guardiamo quanti problemi e quante opportunità ci sono da cogliere. La responsabilità della politica oggi non è quella di discutere, è quello di fare, di mettersi i guanti da lavoro e di cominciare a fare le cose che sono ancora ferme. Ce ne sono parecchie ferme in questa terra, che è una grande terra di opportunità, con anche dei problemi da affrontare, anche i problemi. Noi siamo a disposizione per dare una mano, a cominciare da dare una mano seriamente alla Regione e al Comune. Lei parlava di terzo polo nel suo intervento, di una terza via, una sinistra, i grillini troppo appiattiti sulle loro posizioni, e quale sarà il vero ruolo che avete come terzo polo, anche se già avete anche voi delle discrepanze tra Renzi e Calenda. Quindi, infatti dipende da noi, dipende dal mettere da parte discussioni spesso inutili e concentrarci su un'attività che è quella di proposta politica, che è quella di stimolo alle amministrazioni a fare la loro parte, che è quella di dire noi siamo per fare le riforme che servono, per fare le opere che servono e fornire un'alternativa all'appiattimento
dello scontro ideologico tra destra e sinistra. Anche verso Berlusconi lei ha lanciato delle critiche, un Berlusconi che insomma va verso il tramonto. No, non sono critiche, è una constatazione. Berlusconi è stato un rappresentante importantissimo della politica in questo paese, è stato un Presidente del Consiglio molto longevo, ha fatto e continua a svolgere un ruolo importante nella politica italiana. Certo, alla sua età comincerà anche lui a non poter essere più quello che progetta i prossimi 20 anni di futuro dell'area moderata, e io penso che in questo noi dobbiamo essere capaci di cogliere in quel pezzo dell'elettorato una opportunità su cui incidere. Dopodiché auguri a Berlusconi che faccia politica per altri 20 anni, sarà un competitor sempre importante, anche un alleato in maniera importante da qualche parte. Confidiamo che un'area moderata che sta al centro, che sta nel centrodestra, che sta nel centrosinistra possa dialogare sempre. E che magari vada verso il vostro polo. Che magari possiamo ragionare insieme, possiamo lavorare insieme. Io non penso mai di avere un'idea migliore per definizione sempre degli altri. Penso che però dal confronto delle nostre proposte, dal confronto delle nostre idee, se hai delle fondamenta che sono basi anche comuni, puoi sicuramente trarre fuori qualcosa di buono. Bando Ripresa Sicilia, che offre alle imprese contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero per investimenti che favoriscono l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi. Oltre 200 richieste di contributi per oltre 468 milioni di investimenti. Vediamo. La Giunta regionale ha approvato ieri 3 nuove azioni di sostegno economico alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti siciliani. Le misure di aiuto predisposte dall'assessorato all'economia, dal Dipartimento Programmazione, derivano dalla riprogrammazione di economie per complessivi 155 milioni di euro POFESR 14-20 e dal Piano Sviluppo e Coesione finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il primo intervento, del valore di 70 milioni, prevederà un incremento della dotazione finanziaria della sezione speciale Sicilia al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese presso il Ministero delle Imprese al fine di riattivarne l'operatività. Il fondo, con il sostegno della Regione, potrà di nuovo assicurare investimenti, progetti di sviluppo aziendale, fornendo le riserve per le garanzie dirette e le controgaranzie nelle operazioni finanziarie aziendali. La seconda misura, deliberata dal governo regionale, prevede l'assegnazione di 65 milioni di euro all'IRFIS, finalizzati allo scorrimento delle graduatorie dei beneficiari di aiuti per l'emergenza Covid-19. Fino ad oggi la Regione, attraverso il proprio istituto finanziario, ha assegnato prestiti fino a 100.000 euro per contenere le sofferenze delle imprese siciliane. Infine, un sostegno da 20 milioni di euro viene destinato dal governo regionale della patronalizzazione dei consorzi Confidi. L'intervento segue le interlocuzioni tra le rappresentanze di categoria, l'assessorato all'economia e riguarda il rafforzamento degli organismi per la facilitazione del piccolo e medio credito per far fronte alle esigenze finanziarie di operatori, liberi professionisti e partita IVA indebolite dall'attuale congiuntura economica negativa. Quello appena trascorso è stato un fine settimana tra degustazioni, musica dal vivo a Cammarata in occasione della sagra della Guastedda a Facci di Vecchia. La manifestazione si è svolta a Borgo Callea. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta a Cammarata presso il Borgo Callea, nonostante il tempo non sia stato dei migliori, la sagra della Guastedda a Faccia di Vecchia, un borgo di meraviglie, i nostri sapori autentici e genuini. L'iniziativa, finanziata dall'assessorato all'agricoltura della Regione Siciliana, Sviluppo Rurale, Pesca e Dipartimento dell'Agricoltura, dal Comune di Cammarata e dalla locale Proloco. Nella giornata di sabato 20 maggio, nella mattinata, si è svolto un interessante e approfondito convegno, moderato da Nerina Di Nunzio, docente universitaria, esperta in comunicazione, dal tema Cibo e Parole, che hanno raccontato l'agrobiodiversità di questi luoghi, dai grani antichi all'asparago selvatico, dai tanti pomodori alle erbe officinali. Insieme all'Università di Palermo è stato anche affrontato il tema dei cambiamenti climatici, della ricerca, dell'opportunità, il tutto nella cornice di questa prima sagra voluta dal sindaco Giuseppe Mangiapane, la sagra della Guastedda, una sagra che vuole essere anche di cultura e fonte di una buona economia, di turismo e di sviluppo. Io da 9 anni non ho l'automobile
ovviamente per percorsi più brevi, durante l'estate quelli più lunghi, e ho scelto la Magna Via Francigena. E una tappa importante è proprio quella di Cammarata, dove ho fatto amicizia con il sindaco Giuseppe Mangiapane davanti a una guastetta. E come definiresti questa guastetta? È davvero l'antenato della pizza, la prima pizza della storia secondo me, perché è un prodotto semplice, molto gustoso, molto accattivante, perché si può mangiare con i pomodori ma anche senza nulla, ma dentro c'è del formaggio, c'è questo grano antico che parla della storia della Sicilia, è davvero qualcosa di ancestrale e gustoso. Sono più importanti le cose, quindi parliamo di cose o delle persone? Questa domanda che mi sta facendo è una domanda a trabocchetto, perché sai benissimo che credo che le persone siano la chiave del successo di ogni territorio. Non i prodotti, non i luoghi, non la natura, non i monumenti, ma il cuore che ci mettono le persone, il cuore di chi mi ha accolto, di chi mi ha ricevuto, di chi mi ha portato in giro, la Proloco, gli operatori turistici, il sindaco stesso, tutti coloro che hanno lavorato con lui, il comitato di accoglienza. Questo fa la differenza, e in Sicilia voi avete un cuore grande, accogliente, appassionato, non mi dimenticherò mai di come mi avete trattato. Come definiresti questo Borgo delle Meraviglie? Questo Borgo delle Meraviglie è un borgo da favola, dove avvengono cose fatte con pazienza, fiducia, amore, lentamente negli anni, e soprattutto ora che è il momento di stare uniti, di vivere una nuova vita uscendo fuori, si sta facendo energia, si sta facendo messaggero di questo. A me piace questo borgo perché è un borgo dove mi sento a casa nonostante io sia di Roma. Centinaia sono state le guastette che si sono preparate nel corso della serata al Borgo Callea, tante signore volontarie che hanno lavorato per tutta la serata per fare gustare ai presenti le guastette, a dimostrazione che il popolo di Cammarata è un popolo di artisti, cuochi, allevatori. Un ringraziamento al sindaco è stato fatto anche dall'associazione Ragazzi dell'Arca per averli coinvolti durante la preparazione e lo svolgimento della sagra della guastetta. Insomma, un bel momento di condivisione che ha visto i giovani particolarmente impegnati per la riuscita dell'evento. Il sindaco Giuseppe Mangiapane, a conclusione della sagra, ha dichiarato: finalmente Cammarata ha avuto una sua sagra che ha raccontato il territorio, la sua biodiversità, la tradizione, i sapori autentici delle nostre origini. Quindi, a conclusione dell'evento, il concerto dei Malarrazza 100% Terrone, particolarmente apprezzato dai tanti presenti. 9 i premiati di questa settima edizione del premio Carchinos, il Gran Galà delle Eccellenze Agrigentine, organizzato dall'Associazione Antiche Tradizioni Popolari. La serata è stata ospitata dal Teatro Pirandello. Vediamo. Ottimo riscontro ha avuto nella giornata di sabato sera al Teatro Pirandello la manifestazione della consegna dei premi Carchinos 2023, la prima volta che l'evento si svolge al teatro. Il premio è stato ideato da Carmelo Cantone in collaborazione con l'Associazione Antiche Tradizioni Popolari. Sono 9 i premiati delle eccellenze agrigentine. Per il giornalismo va Carmelo Lazzaro, per il teatro e le tradizioni a Giovanni Moscato, per l'imprenditoria a Mancuso Gelati, per la musica e lo spettacolo a Lello Analfino, per la legalità a Ignazio Gibilaro, per lo sport a Totò Schillaci, per la città di Agrigento, capitale della cultura 2025, a Francesco Miccichè, a Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, per la cultura e il paesaggio. Un premio speciale è stato assegnato all'imprenditore agrigentino Giuseppe Vita, madrina dell'evento Nadia Lauricella, influencer. Hanno presentato Elettra Curto, la regia è stata di Bruno Carapezza, con la collaborazione di Francesco Novara, presidente e direttore artistico Carmelo Cantone. Ma io direi che già la presenza del pubblico è stata una cosa favolosa. Agrigento abbraccia ogni anno con tutto il cuore questa edizione, 600 posti occupati, vuol dire che Carchinos è veramente sentito. Punti salienti sono stati i messaggi che come ogni anno sono partiti dal palco di Carchinos con una madrina d'eccezione qual è stata Nadia Lauricella. E che dire,
Ogni anno diciamo sempre che questa è l'ultima edizione perché c'è troppo lavoro e invece alla fine ci ritroviamo già carichi per la prossima edizione. Intanto non vi nascondo l'emozione, non è retorica ma è una grande emozione per me ricevere questo riconoscimento qui ad Agrigento, nella mia città, da dove tutto praticamente è iniziato. E quindi i ricordi che riaffiorano sono tanti e quindi questo premio è davvero per me un motivo di orgoglio, sono onorato ed è un premio che desidero condividere anche con voi, con questa nostra comunità agrigentina, quindi mi sento davvero onorato di riceverlo, quindi sento di coinvolgere anche voi in questo riconoscimento che per me rappresenta anche uno stimolo a fare sempre più, fare sempre meglio e quindi ecco, grazie di cuore. Io nella mia vita ho vinto tanti premi, quindi sono soddisfatto della mia carriera. Stasera mi trovo a Agrigento, quindi sono qui, bellissimo teatro, bellissimo. Volevo ringraziare l'organizzazione per avermi invitato e stasera mi tocca un premio, ecco. Quindi sono molto felice, ecco. Essere riconosciuti e soprattutto essere premiati, soprattutto dalla Sicilia, insomma da Agrigento, è molto bello. Un premio per aver portato in alto comunque il nome della Sicilia anche oltre, anche fuori, quindi è un riconoscimento abbastanza bello, importante. Ma il riconoscimento è importante, io per quanto mi riguarda ho cercato sempre di portare avanti la Sicilia, come dicevi prima tu, con la massima professionalità, serietà e devo dire che ci sono riuscito. E poi c'ho l'affetto anche della gente, insomma, che ancora continua a distanza di tanti anni. Ci sono stati dei periodi bellissimi, fantastici, vissuti nei mondiali e questo mi hanno permesso di farmi conoscere in tutto il mondo e oggi, se sono qua anche a Agrigento, ritirare questo premio dovuto anche alla mia professionalità e alla mia serietà. Ma veramente emozionante, quest'anno abbiamo aggiunto nuovi componenti tecniche, nuovi appuntamenti, praticamente il premio Carchinos è maturato tantissimo, abbiamo un parterre veramente straordinario, premiati come sempre di un livello altissimo e siamo veramente contenti, soddisfatti di come è andata questa serata. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Da Favara a Raffadali prosegue il cammino della staffetta della legalità. Vediamo. Il comune di Raffadali ha ricevuto lo scorso sabato dal comune di Favara la staffetta della legalità, un'iniziativa promossa dal gruppo della Democrazia Cristiana che è partita dal responsabile provinciale Pietro Bennici in collaborazione con l'associazione Memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia e Amici del Giudice di Rosario Livatino di Canicattì. L'iniziativa ha lo scopo di far conoscere il nostro paese che, pur godendo di tanta bellezza, lotta ogni giorno per fare prevalere la legalità, la giustizia su questa grave piaga che si chiama mafia. Nasce così l'idea di ricordare i nostri martiri, vittime innocenti della mafia, attraverso un modo nuovo di narrare la nostra terra affinché possa lasciare un segno tangibile ai turisti che visitano le nostre città, alle generazioni future, lasciando memoria di una Raffadali che ha lottato, che continua a lottare per fare valere i propri diritti e la propria dignità etica e morale, chiedendo di introdurre nelle entrate principali del paese, nello specifico accanto alla scritta "Benvenuti a Raffadali", dei cartelloni che ricordino coloro che hanno pagato ingiustamente con la propria vita le azioni mafiose. Quando si parla di legalità non si può fare a meno che dire ai giovani che abusare con l'alcol o usare sostanze stupefacenti va in direzione opposta a quella della legalità. Io penso che in un discorso in cui si parla di legalità e di lotta alla mafia non si può fare a meno che parlare di traffico di spaccio di sostanze stupefacenti. Ho detto che così come l'indifferenza e l'apatia ha portato la mafia a proliferare, oggi l'indifferenza e l'apatia di molti giovani sta portando l'utilizzo e lo spaccio di sostanze stupefacenti ormai a ogni limite di sopportazione. Quindi l'accorato appello che ho fatto è quello
di evitare di trovarsi in condizioni di dover provare, così ormai si dice in gergo tra i giovani adolescenti, queste sostanze, e di avere il coraggio di dire ai propri genitori chi ha proposto o chi lo ha invitato a fare determinate cose. È necessario che ormai tutte, istituzioni, famiglie, alzino la testa, perché è necessario che tutti insieme cerchiamo di educare questi giovani alla loro libertà, che è stata conquistata con il sacrificio di molte persone, e oggi come oggi essere dipendenti da alcol e la droga non significa essere ragazzi liberi. Antonio Gioè mi dice via via via. Alla terza io aziono il telecomando e Giovanni Brusca, piazzato sulla collinetta che domina Capaci, e lui a scatenare l'inferno sull'autostrada, la carica di esplosivo preparata dall'artificiere Pietro Rampulla è piazzata sotto un tunnel, fa volare l'auto di Giovanni Falcone. Il giudice viene stritolato con 3 agenti di scorta, Montinaro, Di Cillo e Schifani. La moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, morirà poco dopo in ospedale. L'autista Giuseppe Costanza sta sul sedile posteriore e si salva solo per questo. L'attentatuni chiude i conti con l'uomo che impersona il simbolo della lotta a Cosa Nostra. Le sue inchieste sulla mafia e sui boss hanno cambiato la storia, non soltanto quella giudiziaria. Falcone è l'uomo che, con l'apporto di decine di collaboratori a partire da Tommaso Buscetta, ha ricostruito la struttura militare verticistica di Cosa Nostra, ha individuato esecutori e mandanti della grande mattanza di Palermo, ha allargato le maglie delle relazioni tra Cosa Nostra e il potere, ha istruito il maxi processo e mandato a giudizio un esercito di 474 imputati. Il potere di Cosa Nostra si insinua nel tessuto produttivo e si fa strada un attacco allo Stato che spesso assume una dimensione terroristica. Bisogna fare la guerra per fare poi la pace, la strategia di Totorina, che delinea i presupposti di una trattativa destinata a sancire un principio di impunità. La mafia così uccide magistrati, giornalisti, investigatori, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, il segretario regionale del Partito Comunista Italiano Pio La Torre, promotore della legge che solo dopo la sua morte verrà approvata, codificherà il reato di associazione mafiosa e introdurrà il sequestro e la confisca dei beni. Il maxi processo è la risposta più forte e più emblematica che lo Stato possa mettere in campo. L'impianto accusatorio irrobustito dalle rivelazioni di Buscetta e di una folla di collaboratori regge fino in Cassazione la sentenza che decreta la sconfitta della linea sanguinaria e spietata dei vertici di Cosa Nostra, apre la strada alla stagione stragista. Il primo segnale terrificante è l'assassinio dell'onorevole Salvo Lima, il proconsole andreottiano in Sicilia, l'uomo che secondo la magistratura era uno dei referenti politici della mafia. Viene eliminato perché non sarebbe stato in grado di condizionare l'esito del maxi processo. Con la sua morte viene anche messa fuori gioco la candidatura di Giulio Andreotti a capo dello Stato. Quando viene ideato e organizzato l'attentato dell'autostrada Falcone, è direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia, un posto chiave dal quale vengono promosse le linee dei più importanti provvedimenti antimafia. Falcone è anche l'ideatore della DNA, la procura antimafia, nella quale non arriverà mai prima che il CSM gli preferisca l'anziano Antonino Meli a capo dell'ufficio istruzione. Falcone viene infangato dalle lettere del Corvo, che lo accusa di aver progettato le sanguinose vendette di Totuccio Contorno, e nel giugno del 1989 sfugge ad un attentato dai contorni ancora oscuri. Una potente carica di esplosivo viene piazzata e per fortuna scoperta sulla scogliera della villa della Daura, dove trascorre l'estate. Erano menti raffinatissime, così le chiamerà quelle che avevano preparato il botto. In giro si dice che sia stato proprio lui a organizzare una messa in scena funzionale alla sua carriera. Maldicenze e ostilità prendono corpo nel Palazzo dei Veleni e lo accompagneranno durante l'esperienza in procura. La divide con l'amico fraterno Paolo Borsellino. Ora però viene il peggio, dice, dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo. Ed è un facile profeta. 57 giorni dopo la morte di Falcone toccherà infatti proprio a Paolo Borsellino. Il copione era già noto e si è infatti ripetuto.
Alimentazione, non si butta via niente, un ricettario per non sprecare il cibo. Margherita Tropiano. Un ricettario per recuperare il cibo avanzato nell'idea del riutilizzo, del rispetto dell'ambiente e della necessità di non sprecare imposta dalla crisi. Vediamo. Diciamo che il ricettario non l'ho creato io, ma nasce da un progetto regionale che si chiamava Progetto Differenziamoci. I funzionari del Dipartimento Acqua e Rifiuti andavamo presso le scuole a educare i ragazzi e gli insegnanti a fare una buona raccolta differenziata. E da lì, siccome tra i volontari c'erano pure dei cuochi, degli chef, piano piano si costruì questo ricettario. Il ricettario, quindi, oggi abbiamo dato il testimone allo chef Moscato Giuseppe affinché continui ad arricchire questo elenco di ricette utilizzando gli scarti alimentari per farne ancora cibo buono da poter mangiare. Possiamo fare qualche esempio, dal pane raffermo, facendo quindi le fette del pane fritto con l'uovo, o mangiandolo con il latte, pezzetti di pane con latte, grattugiandolo, quindi facendo pane grattugiato, oppure le bucce di fichi d'India cucinato a mo' di cotoletta alla milanese, o i semi di zucca essiccati che diventano la semenza da mangiare durante le festività. Diciamo, questi sono degli esempi. Dal verde delle carote il pesto, sono piccoli esempi di scarti che andrebbero a finire nell'umido, invece ricucinati, riproposti, diventano alimento sicuramente. Il pane raffermo ce lo insegnano i nostri nonni, l'utilizzo a fare anche la scarpetta mentre che si mangia, perché non si buttava nulla, quindi tutto andava recuperato. Come un esempio che mi viene, dal maiale da mangiare non si butta nulla, o dagli agnelli, quindi purtroppo, dico per le pecorelle o per gli animali, però dal sanguinaccio, dalla salsiccia, dal lardo, cioè tutte frazioni dell'animale commestibile e quindi mangiabile. Sono Giuseppe Moscato, lo chef, e sono anche un delegato del consiglio dell'associazione cuochi e pasticceri di Agrigento e sono qui a questo convegno per parlare sulla sana alimentazione e sulle patologie del seno. Lo spreco alimentare è un tema molto importante per noi chef, perché parte da noi ristoranti, perché nei ristoranti si fa molto spreco alimentare. Io come chef noi abbiamo cercato di inventare o cercare di studiare delle ricette per lo spreco e il riutilizzo del prodotto stesso. Cioè, ad esempio, se noi andiamo a prendere a sbucciare il pomodoro della pellicina, andiamo a ottenere una polvere per fare la decorazione sui piatti. Ad esempio ci sono per esempio il pane raffermo, riutilizzare e fare delle ricette tradizionali che da tempo si sono dimenticate, come ad esempio il pane fritto all'uovo, oppure fatto una zuppetta una zuppa di pomodoro, cioè riutilizzare i prodotti che non vengono più riutilizzati. Questo è un tema che da qualche mese stiamo cercando, assieme con l'associazione Zemmola, a divulgarle nelle scuole e negli enti pubblici. Voli dal 1 giugno, una nuova rotta collegherà Palermo a Roma, Fiumicino 3 volte al giorno per tutta la settimana. Vediamo. Dal 1 giugno una nuova rotta collegherà Palermo a Roma Fiumicino 3 volte al giorno per tutta la settimana. Nuove opportunità dunque per raggiungere la capitale e calmierare i prezzi proibitivi dei biglietti aerei da e per la Sicilia. Ad operare sulla nuova rotta sarà la compagnia Aereo Italia. Il mercato siciliano è un mercato particolarmente interessante per chi fa il nostro mestiere, poiché è un mercato vivace da un punto di vista economico, che necessita da un punto di vista del trasporto di quello aereo. Non c'è concorrenza di categoria, voglio dire, il treno, altre modalità attraverso le quali raggiungere la Sicilia sono tutte estremamente più onerose da un punto di vista dei tempi.
Oggi ci sono 2 compagnie che operano e dunque lo spazio per un terzo vettore ci è sembrato assolutamente esistente sul territorio. Le scelte vengono fatte da parte dei clienti normalmente sulla base di 2 variabili, una principale il prezzo, la seconda il servizio in termini di orari che vengono proposti al viaggiatore. Da un punto di vista del prezzo intendiamo lavorare con tariffe che non superino, credo che sia già visto, i 150 euro nei momenti di picco, e da un punto di vista del servizio di offrire un numero sufficiente di collegamenti quotidiani, con Palermo saranno all'inizio 3 ogni giorno, che consentono sia a chi viaggia per turismo sia a chi viaggia per lavoro di riuscire a raggiungere la capitale. In realtà poi quello che noi vogliamo offrire è anche degli orari che consentono il collegamento con il resto del network della compagnia e dunque attraverso Roma la possibilità di raggiungere in tempi ragionevoli una serie di altre destinazioni, in primis quelle sarde, dove serviamo gli scali di Alghero e di Olbia, oltre poi agli altri aeroporti che sono quello di Bergamo, dunque Milano, e 2 aeroporti romeni che sono Bacău e Bucarest. I dati del primo trimestre 2023 sono sicuramente non confortanti ma entusiasmanti. Ci dicono che avremo quest'anno un 40% in più rispetto al primo trimestre 2022, quindi è chiaro che chiuderemo una stagione con numeri importanti. Certamente supereremo i 15 milioni di presenze del 2019, che ricordo è l'anno che prendiamo come riferimento perché è l'anno boom per la Sicilia. Quello che dobbiamo fare insieme alle amministrazioni, quindi creando, come dire, un sistema, tutti quanti insieme dobbiamo coccolare questo turismo che arriva, questi viaggiatori, dobbiamo dare dei servizi importanti in tutti i sensi, oltre che chiaramente un'offerta culturale che non abbiamo difficoltà a proporre. La Sicilia è un patrimonio artistico-culturale davvero invidiabile. Ecco, dobbiamo vedere la Sicilia come un grande contenitore da riempire di eventi e questo lo stiamo facendo. Sto aggiornando anche il piano triennale proprio in questi giorni del turismo, inserendo e cercando di implementare dei segmenti importanti, il turismo lento, il turismo esperienziale, in maniera tale da come dire, far ritornare, cioè noi oggi non dobbiamo far arrivare i viaggiatori, ma dobbiamo fare in modo che loro vadano via contenti con un ricordo bellissimo e magico di questa meravigliosa isola che li possa fare ritornare. C'è Taormina che è la capitale del turismo siciliano, ma perché ancora oggi non riusciamo a destagionalizzare il turismo? La Sicilia ha questa grande possibilità, assolutamente sì, proprio per il clima che noi abbiamo. Per questo dicevo, bisogna lavorare tutti insieme, cioè l'assessorato al turismo deve essere una cabina di regia e quindi deve interloquire e confrontarsi con tutte le categorie di settore, vedi Federalberghi per esempio, perché è chiaro che se noi programmiamo un cartellone annuale ricco di eventi e di proposte e di opportunità, dobbiamo avere intorno anche servizi e quindi diciamo che è una decisione che va presa un po' tutti insieme. Bisogna forse cambiare mentalità in questo senso e comprendere che il turismo è il vero motore dell'economia e che quindi possiamo utilizzare e sfruttare, fatemi passare questo termine, tutto ciò tutto l'anno, perché è un'opportunità che abbiamo e quindi non dobbiamo assolutamente perderla. Ieri giornata mondiale delle comunicazioni sociali a Messina, convegno evento, sinodo e comunicazione. Tra i relatori il direttore di TV 2000 Vincenzo Morgante. Vediamo. Il tema della comunicazione è un tema nevralgico, come sappiamo, su una buona comunicazione e su una sana informazione si reggono le democrazie. L'avvento del digitale ha certamente comportato una palingenesi, un cambio importante. Offre delle opportunità, ha allargato il livello di partecipazione. Un cittadino comune oggi con una foto di un incidente stradale o di una manifestazione può in qualche modo fare comunicazione. C'è un problema però di attenzione. Attenzione a cosa? Attenzione alla potabilità delle fonti dentro questo grande mare
dei social, del digitale. Per cui io ritengo che bisogna attrezzarsi, bisogna educare le giovani generazioni ad un uso corretto e consapevole della comunicazione, ad essere comunicatori e utenti della comunicazione avvertiti, quindi rivolgersi a fonti credibili, autorevoli, che siano affidabili, perché appunto in quel grande mare le cosiddette fake news, la cosiddetta propaganda naviga, e quindi il rischio che non si tratti di informazione alla portata di tutti. Una platea di giovani per formare e informare i giovani, però forse talvolta anche all'interno delle redazioni va fatta una selezione di queste fonti, perché oggi per rispondere alle esigenze talvolta del web, per strappare i like, spesso si vanno a mettere in evidenza, ecco, delle notizie che probabilmente altri tempi in passato neanche venivano prese in considerazione. È proprio così, c'è un problema di professionalità, di serietà che riguarda il nostro mestiere. Il fattore tempo, per esempio, è molto condizionante, dobbiamo correre, dobbiamo cercare di battere la concorrenza, di battere gli altri. Quello che io dico sempre ai miei collaboratori: preferisco un buco, preferisco arrivare più tardi rispetto agli altri, ma l'importante è che manteniamo il livello di affidabilità e di credibilità. È vero, c'è proprio un problema, quindi ecco perché è importante una formazione seria, è importante un approccio al mestiere del giornalista che sia di servizio davvero, non alla ricerca di protagonismi, non alla ricerca di like, ma nell'ottica di rendere un servizio al telespettatore, al radioascoltatore, al lettore del giornale. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.